Buongiorno a tutti. Il progetto toponomastica di cui vi parlo vede coinvolte la regione del Veneto, scusate, e l'Istituto Geografico Militare, e ha lo scopo di integrare i rispettivi archivi toponomastici. Si sviluppa in 3 fasi, dove in un primo momento vi è il recupero, la verifica e l'armonizzazione delle 2 banche dati, a cui seguirà l'invio e la condivisione della banca dati prodotta ai comuni, per finire poi con la definizione dell'archivio integrato della toponomastica. Le principali fonti informative che abbiamo utilizzato sono la banca dati toponomastica dell'IGM, che è composto di fatto da una serie di fogli Excel per un totale di circa 50.000 record, e dalla banca dati della CTR numerica appunto della regione del Veneto, che altro non è che lo shapefile di tutte le scritte cartografiche. Questo però è composto da circa 1,5 milioni di record, e questo ci porta al primo problema che abbiamo individuato, ovvero abbiamo molti record di cui solo pochi sono di effettivo interesse ai fini del progetto. Quindi come primo obiettivo ci siamo posti quello di individuare una procedura che ci permettesse in maniera, diciamo, semiautomatica di estrarre solo quella parte di dati che fossero di effettivo interesse ai fini del progetto. Analizzando poi meglio i dati, ci siamo accorti anche di un altro problema molto importante, che era quello della frammentazione dei singoli toponimi in più record, o di singole parole o addirittura di singole lettere. A questo punto il secondo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di verificare se il dato prodotto dalla procedura semiautomatica fosse a questo punto gestibile da parte di un operatore per un'ulteriore pulizia manuale. Questo è stato il flusso di lavoro che abbiamo seguito, ovvero siamo partiti dalle 2 banche dati, quella della regionale, il CTR, e l'IGM. La banca dati regionale abbiamo prima sottoposta a una procedura di pulizia semiautomatica che abbiamo individuato noi, a cui è seguita una pulizia manuale, il cui risultato è stato poi confrontato ed integrato con la banca dati dell'IGM. Il risultato di questo confronto è stato poi inoltrato ai comuni per produrre quella che abbiamo definito essere la banca dati integrata finale. Il grosso del mio lavoro si è concentrato nell'individuare una procedura di pulizia semiautomatica, ma poi per un campione di 12 comuni tra Padova e Vicenza ho anche voluto verificare se il risultato di questa pulizia semiautomatica fosse effettivamente gestibile per una pulizia manuale e poi per il confronto e integrazione col dato IGM. Questo è uno stralcio della tabella della CTR. La tabella si compone di 17 campi, ma solo 3, l'IFCOD, label ed angle, sono effettivamente stati utilizzati nella procedura automatica di pulizia. Cominciamo dall'IFCOD. L'IFCOD non è altro che un codice numerico composto da 4 cifre, dove le prime 2 indicano una macro categoria di appartenenza di quel record, mentre le ultime 2 sono riferite a una sottocategoria. Qua ho riportato un esempio, l'IFCOD 0108. 01 è la macro categoria dei fabbricati ed insediamenti, 08 identifica edifici semidiroccati, ruderi, eccetera. Grazie a questa informazione abbiamo potuto estrarre solo quelle macro categorie che erano di effettivo interesse ai fini del progetto, nella fattispecie idrografia e toponomastica. Di fatto questo si è tradotto nell'eliminazione dell'86% della banca dati CTR originale, portando questa a poco meno di 215.000 record. A questo punto, secondo campo, label altro non è che il testo associato al record, e grazie a questa informazione abbiamo potuto eliminare 10.000 toponimi completamente racchiusi in un solo record e che non erano di interesse ai fini del progetto. A questo punto però è sorto un nuovo problema, ovvero tra le macro categorie l'IFCOD che avevamo estratto, che avevamo salvato, ci sono delle sottocategorie che nella loro definizione contengono elementi di viabilità, ma non solo.
e viabilità che non è di interesse ai fini toponomastici e quindi va eliminata. Ma allo stesso tempo non è possibile, non è pensabile eliminare tutta la sottocategoria, perché quella stessa categoria che contiene la viabilità contiene anche altri elementi che invece sono di interesse ai fini del progetto. Quindi a fronte di questo problema abbiamo pensato di utilizzare un grafo della viabilità con eventualmente un buffer tramite cui rimuovere tutti i record intercettati. Questa operazione però poteva essere molto pericolosa, in quanto questo grafo poteva anche intercettare record delle scritte che invece non erano inerenti a viabilità, ma invece erano di interesse ai fini del progetto. Quindi abbiamo pensato di dividere i 205.000 record della banca dati in due file. In un file abbiamo messo tutte quelle sottocategorie Diffcode che potessero contenere viabilità. Nell'altro file invece abbiamo messo tutte le altre sottocategorie. A questo punto interviene il terzo campo della tabella di cui vi parlavo, campo angle, che altro non è che l'angolo con cui i testi sono scritti sulla CTR. Questo è uno stralcio della CTR, e vi segnalo come le scritte della viabilità siano scritte seguendo l'angolo dell'elemento a cui si riferiscono, per esempio questa via Grillo, mentre tutti gli altri testi, ovvero quelli che sarebbero i toponimi delle località, sono scritti in orizzontale. Con questa informazione abbiamo potuto prendere dal file della viabilità tutti quei testi scritti in orizzontale e di fatto li abbiamo spostati, taglia e incolla, nell'altro file, quello che possiamo chiamare della toponomastica. E dalla base map che vi ho messo sotto il grafico si vede come a questo punto tutti i puntini neri, che sono i puntini del file della viabilità, fittino particolarmente bene su quello che è il grafo della viabilità di questa base map. A questo punto abbiamo utilizzato un grafo della viabilità. Tra quelli disponibili abbiamo scelto quello della carta di uso del suolo, gli abbiamo applicato un buffer di 10 metri perché abbiamo visto che era il valore ottimale, e abbiamo di fatto estratto dal solo file della viabilità tutti quei record intercettati. Di fatto abbiamo portato questo file a circa 35.000 elementi. Giacomo, hai 2 minuti. Grazie. Quindi abbiamo detto che siamo partiti da circa 1,5 milioni di punti. La procedura, il primo step di eliminazione tramite estrazione delle macro categorie ha di fatto eliminato 1,3 milioni di punti. Grazie al grafo e all'altro campo, ovvero label della tabella, abbiamo eliminato altri 40.000 punti. Quindi il risultato della procedura semiautomatica è stata la produzione di 2 file, uno contenente 140.000 punti in buona parte di interesse toponomastico e un altro file di 35.000 punti di probabile non interesse toponomastico. Abbiamo comunque ottenuto entrambi i file e li abbiamo riuniti in un'unica banca dati da circa 175.000 record, e questo è stato il risultato della nostra pulizia semiautomatica, questa per l'intera regione. A questo punto velocemente la pulizia manuale. Questi sono i 12 comuni su cui ho sperimentato appunto questa pulizia manuale. Nel caso del comune di Torre di Quartesolo, Quartesolo, che lo pronuncio sempre male, scusatevi, il dato iniziale CTR era composto da più di 2000 record, la pulizia semiautomatica l'ha portato a 135 record, mentre la pulizia manuale da parte di un operatore ha di fatto dimezzato la banca dati. Confronto col CTR, con IGM, le regole le saltiamo e vi faccio solo vedere come da una banca dati complessiva di più di 40.500 record tra CTR e IGM originali, la pulizia semiautomatica, la pulizia manuale e l'integrazione delle banche dati ha portato un dataset finale poco inferiore a 1.500 record.
Quindi il primo problema che ci eravamo posti era quello che avevamo individuato, era quello di avere molti record di cui pochi di effettivo interesse. E quello che abbiamo ottenuto è stata una procedura che in maniera semi-automatica ci ha permesso di eliminare l'89% del dato originale, passando di fatto da 1,5 milioni di punti a poco più di 175.000 record. Il secondo problema individuato era la frammentazione nei singoli toponimi in più record. Volevamo vedere se il dato prodotto in maniera semi-automatica fosse gestibile da parte di un operatore per una ulteriore pulizia manuale, e quello che abbiamo verificato è che solo più il 4% della banca dati originale CTR è stato eliminato dall'intervento diretto di un operatore. A questo punto le fasi conclusive del progetto prevedono la condivisione della banca dati prodotta con i comuni, a cui viene chiesto di verificare ed eventualmente integrarla per arrivare quindi a quello che sarà l'archivio integrato della toponomastica. Come sviluppi successivi del progetto si possono prevedere sia il recupero di toponimi storici, per esempio di archivi di Stato, sia la realizzazione, grazie alla nuova IDT regionale, di un WebGIS della toponomastica che in ottica di GIS partecipativo possa permettere a chiunque di partecipare a questa raccolta di dati. Ho concluso, grazie per l'attenzione.